Condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, confermata la premeditazione, escluse le aggravanti della crudeltà e degli atti persecutori. Papagino, giustizia è fatta ma nessuno mi ridarà Giulia, è una sconfitta per tutti. Una 27enne era stata trovata impiccata in doccia domenica a Caldiero nel Veronese, svolta nelle indagini, indagato per omicidio il compagno 40enne. Terremoto a Vicenza, 16 indagati per firme false nelle liste elettorali delle elezioni comunali del 2023, coinvolti centrodestra e centrosinistra. Nuova giovanissima vita spezzata sulle strade della Marca, ancora una vittima in sella alla moto. A Trevignano perde la vita il 17enne Andrea Bedon, travolto dall'auto di una 79enne. Svolta nel caso del B&B occupato abusivamente da una trentina di sinti a Ponte Vigo d'Arzere. Nel pomeriggio gli occupanti hanno lasciato l'immobile con la mediazione dei carabinieri. Aggredisce e picchia il compagno di scuola incitato dagli amici, che nel frattempo riprendono con il cellulare la scena per postarla sui social. 15enne trevigiano ammonito dal questore. Si intitola Il tempo di Casanova, l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia, con eventi in centro storico e terraferma. Si inizierà il giorno di San Valentino da Piazza San Marco con un grande spettacolo serale dedicato all'amore. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, questi i titoli di oggi, ma in primo piano come sempre il tema del nostro sondaggio, che è dedicato alla politica. Prorogare il mandato di Zaia fino a marzo 2026, quindi fino a dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere, esprimendo la vostra opinione con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre l'esito verrà reso noto nel corso di Ring, in onda stasera a partire dalle 21. Ed ora le notizie del telegiornale. In primo piano la sentenza dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta condannato all'ergastolo, confermata la premeditazione, escluse le aggravanti della crudeltà e degli atti persecutori. Sentiamo il momento della sentenza con le parole del presidente della Corte d'Assise. Corte d'Assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, esclude le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del Codice Penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Visti gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale perpetua. Ed ora sentiamo le parole di Gino Cecchettin, papà di Giulia, subito dopo la sentenza. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, che nessuno mi darà dietro Giulia e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani. Ed è una sensazione veramente strana, perché pensavo di rimanere impassibile, ma nel momento in cui si arriva a una sentenza così è chiaro che è stata fatta giustizia, la rispetto, però penso che dovremmo fare di più come esseri umani, perché non dovremmo trovarsi in questo momento a discutere di pene. Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, va combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani, e quindi come essere umano mi sento sconfitto. Come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa.
Prima ero assolutamente impassibile perché avrei accettato qualsiasi verdetto, lo accetto, ma nel momento in cui è arrivato ho capito che l'essere qui tutti significa che abbiamo perso tutti una battaglia. La battaglia contro la violenza continua, è un percorso che dovremo fare come società. Ed anche la nonna di Giulia, Carla Gatto, in aula per la sentenza. Sentiamo le sue parole. Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto di questo. Per noi è possibile. Per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente. Vedremo se ci saranno margini per l'appello, così Giovanni Caruso, il difensore di Filippo Turetta. Una sentenza è tanto più autorevole quanto più segua ad una difesa adeguata. Oggi siamo soddisfatti per aver svolto la nostra missione professionale, la nostra funzione. Leggeremo le motivazioni e se ci saranno margini per presentare l'appello lo presenteremo, ne parleremo anche con il nostro assistito. Siamo soddisfatti che in un anno si sia riuscito a celebrare un processo particolarmente faticoso, difficile e carico di un corteggio molto consistente di sofferenze. Ed un quarantenne è indagato per l'omicidio della compagna, una donna di 27 anni trovata impiccata nella doccia della loro abitazione a Caldiero in provincia di Verona. Era stato lo stesso uomo ad avvertire i carabinieri del ritrovamento del corpo della ragazza avvenuto domenica scorsa. Secondo il suo racconto, la 27enne si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della doccia. La procura di Verona ha iscritto l'uomo per permettere la nomina di consulenti in vista dell'autopsia. Sono state già sentite alcune persone informate sui fatti ed è stato disposto il sequestro dell'abitazione. Ed ancora cronaca con la notizia di un'altra giovanissima vita spezzata sulle strade della Marca, un'altra tragedia in moto. A perdere la vita oggi poco dopo le 13:20 a Falzè di Trevignano il 17enne Andrea Bedon. Era in sella alla sua moto da enduro quando si è scontrato per cause ancora in corso di accertamento con una vettura condotta da una 79enne del posto. L'intera comunità è sconvolta, la famiglia di Andrea era molto nota in paese, era il figlio di Sonia Pandolfo, per anni presidente del Palio di Trevignano. Solo 3 giorni fa la tragica fine sempre in moto del 21enne Samuele Lazzari a Casale sul Sile, mentre poco più di un mese fa sempre nella Marca era morto a soli 15 anni Kevin Gentilin a Castelfranco in sella alla sua moto. Ed ora il terremoto politico scoppiato a Vicenza, amministrative 2023. Ci sarebbero 16 indagati per presunte irregolarità nell'autentificazione delle sottoscrizioni che hanno consentito la presentazione di alcune liste sia di centrodestra che di centrosinistra. 16 indagati. Sarebbe questo il risultato di una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza su presunte irregolarità nell'autentica delle firme raccolte per consentire ad alcune liste di partecipare alle amministrative di Vicenza nel 2023. L'indagine, che sarebbe partita dopo un esposto, coinvolgerebbe consiglieri comunali ed esponenti di diverse forze politiche, sia di centrosinistra che di centrodestra. L'indagine avrebbe puntato i fari non solo sulle modalità con cui sono state raccolte le firme utili per la presentazione di alcune liste che hanno partecipato al voto, ma anche sulla loro autenticità grazie alla consulenza tecnica di un perito. Ci sarebbe stato un blitz delle Fiamme Gialle di Vicenza negli uffici comunali e a quanto pare sarebbero state sentite decine di persone. Adesso toccherà agli indagati rispondere alle ipotesi degli investigatori. Dall'amministrazione bocche cucite. Il sindaco oggi non commenta,
ma se fossero confermate le circostanze presumibilmente emerse dall'inchiesta, ci si domanda se potrebbero esserci ricadute sulle liste che compongono l'attuale Consiglio Comunale. In tal caso sarebbe un terremoto politico. A Padova ora svolta nel caso del B&B occupato abusivamente da una trentina di nomadi sinti a Ponte Vigo d'Arzere. Nel pomeriggio infatti gli occupanti hanno lasciato l'immobile dopo l'intervento dei carabinieri che già stamattina per un'ora avevano effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici dell'Enel. I controlli erano stati fatti attorno al perimetro dello stabile per individuare l'allacciamento abusivo fatto dagli occupanti dopo che il proprietario dell'alloggio ha staccato le utenze. La Procura di Padova ha aperto un'indagine per insolvenza fraudolenta e ci sarebbero già 3 indagati. E prima della svolta di queste ultime ore avevamo raggiunto al telefono il proprietario del B&B occupato dalla famiglia Sinti. Sentiamo il suo sfogo. Sto vivendo un periodo un po' di rabbia più che di ansia perché mi trovo a gestire una situazione in cui non pensavo potessi arrivare. Provato dalla vicenda che sta vivendo e che sta provocando preoccupazione a tutta la sua famiglia e anche ai suoi dipendenti. A parlare al telefono al proprietario del B&B di Ponte Vigo d'Arzere occupato da una famiglia Sinti che si erano finti turisti per poter affittare l'alloggio appena ristrutturato e adibito a struttura ricettiva. Abbiamo scelto di partire con questa attività di locazione turistica al fine proprio di evitare spiacevoli inconvenienti di insolvenze da parte di inquilini, morosità e quant'altro, però purtroppo ci siamo caduti ugualmente nel tranello dell'occupazione abusiva. Una beffa assurda per il professionista padovano che si è esposto in prima persona cercando di convincere la famiglia Sinti ad andarsene. Io personalmente sono andato a comunicare che non avevamo la possibilità di lasciare l'appartamento per altri giorni, nonostante loro avessero già sforato quelli che erano i termini diciamo da loro corrisposti economicamente, e come risposta ho avuto solo la risposta che apparteniamo alla famiglia di Zingari e non abbiamo intenzione di lasciare il locale e questa diventerà casa nostra. Da qui il calvario, le denunce, i carabinieri che hanno tentato di far uscire dall'alloggio gli occupanti, le utenze staccate e il tentativo di cambiare la serratura, finito poi con il portoncino forzato e aperto nuovamente dai Sinti. Hanno minacciato un po' tutta la mia famiglia, la signora, la ragazza che si occupa appunto della gestione, che in prima persona ha assistito al check-in diciamo di questa famiglia e poi ha cominciato a chiamarli perché non riuscivano né a pagare né ad andarsene. Quindi lei anche sta vivendo un momento, un incubo. Ora, dopo l'interessamento del ministro Piantedosi e il clamore mediatico, la speranza in una soluzione vicina per questo B&B che aveva aperto solo lo scorso settembre. Ancora un episodio di bullismo tra ragazzini è accaduto a Treviso, 15enne ammonito dal questore. Aggredisce e picchia il compagno di scuola incitato dagli amici che nel frattempo riprendono con il cellulare la scena per postarla sui social. 15enne, residente in un comune della Marca, ammonito dal questore di Treviso Alessandra Simone per atti di bullismo nei confronti di un coetaneo. Le vessazioni al ragazzino preso di mira sono iniziate alla fine di settembre, quando il bullo prima ha minacciato il compagno mentre erano ancora a scuola, poi alla fine delle lezioni lo ha seguito alla fermata del bus scagliandolo a terra e prendendolo a pugni, il tutto a beneficio degli amici che filmando incitavano al pestaggio. Il video è stato poi postato sui social, ma le angherie purtroppo non erano finite. Una ventina di giorni dopo il bullo ha diffuso a scuola la voce di voler nuovamente picchiare il 15enne. Quest'ultimo, spaventato, ha finalmente trovato il coraggio di raccontare l'accaduto alla mamma, accompagnato dalla quale si è recato in questura per denunciare. Di qui il provvedimento di ammonimento. Da novembre dello scorso anno abbiamo la possibilità di incidere anche sotto il profilo della prevenzione, e nei confronti dei minori la prevenzione è la nostra arma indispensabile, perché prevenzione significa rieducazione anche, e quindi la possibilità di invitare nei nostri uffici il giovane, accompagnato ovviamente dai genitori, e ammonirlo a non tenere queste condotte nei confronti di coetanei.
È il secondo ammonimento per bullismo a Treviso, che segue a quello dello scorso novembre nei confronti di un 17enne responsabile di minacce ad un 15enne che frequentava la stessa scuola. A conferma dell'attenzione della Polizia di Stato al fenomeno, l'appello del questore alle famiglie. Io esorto tutte le famiglie, laddove ci siano problemi di ragazzini che subiscono atti di bullismo, ad entrare nei nostri uffici e fare questo esposto, diciamo, questa descrizione dei fatti che ci consente poi di arrivare ad emettere il provvedimento di ammonimento, che è a distanza di parte. Quindi il genitore attento, quando si accorge che il proprio figlio è vittima di atti di bullismo da parte di compagni di scuola e di coetanei, ecco, venga a parlarcene. Ed ora il Carnevale, perché questa mattina a Ca' Farsetti è stata presentata l'edizione 2025 del Carnevale di Venezia. Il 14 febbraio iniziamo, essendo sotto il segno del tempo di Casanova, e questo è il titolo del Carnevale, cominceremo con l'idea degli innamorati. Il 14 febbraio è San Valentino, per cui l'amore è un tema con cui vogliamo partire a Piazza San Marco. Le celebrazioni del Carnevale 2025 inizieranno il giorno di San Valentino in Piazza San Marco con uno spettacolo serale dedicato all'amore, seguito da un corteo mascherato da Punta della Dogana a Rialto, culminando in una grande festa in Erbaria. Il Carnival Street Show confermerà la sua presenza attirando artisti da tutto il mondo. Tra gli eventi principali la tradizionale festa delle Marie, gli spettacoli all'Arsenale con 18 rappresentazioni e le parate dei carri allegorici in terraferma. San Marco e Piazza Ferretto ospiteranno i due grandi palchi principali. Come poi ci sono anche dei punti serali, notturni, come per esempio all'Arsenale, anche per gli ospiti di Venezia che possono continuare a far nottata senza disturbare nessuno, perché lì ci facciamo eventi. Casanova, figura emblematica legata a Venezia, permetterà di rivivere il 1700 attraverso la sua visione. Ha scritto l'Histoire de Marie e da quella possiamo anche dedurre com'era la vita nel Settecento, perché il tempo di Casanova è un invito per tutti noi a essere protagonisti, come lo è stato, del Carnevale di Venezia 2025. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.